Siamo qui con Nicola Dell'Ova, esterno di questo Orzano, oggi uscito vittorioso. Questa vittoria che permette di agguantare proprio l'Ancona 2 in classifica. Com'è andata oggi? Beh, è andata bene, dai, come ce l'aspettavamo, onestamente era da tanto che aspettavamo questa vittoria e alla fine finalmente è arrivata. E un inizio che è stato determinante poi per il risultato finale, è stato proprio l'impatto con la partita, la cosa decisiva. Sì, diciamo che siamo partiti molto bene nel primo tempo, ci eravamo messi quella di partire bene, il secondo tempo purtroppo siamo calati un pochettino, ma siamo riusciti comunque a portarla a casa come volevamo. Grazie mille. Grazie a te, ciao. Siamo qui con Luciano Schechter, allenatore di questa Ancona 2, oggi uscito sconfitto nonostante la posizione di superiorità in classifica prima della gara. Cosa è mancato oggi? I giocatori, ne avevamo troppo pochi. E a proposito di giocatori, la chiave per tenere unito un gruppo di amatori? È il gruppo, purtroppo noi siamo un po' datati, anche chi ha impegni di lavoro, chi ha impegni familiari, per cui di conseguenza noi accettiamo quello che arriva. E quindi è mancato proprio questo? Sì, niente da recriminare comunque sulla sconfitta, ci sta, non c'è nessun problema. Comunque un buon secondo tempo dell'Ancona 2, Sì. È stato proprio l'impatto forse che ha tagliato le gambe alla squadra. Sì, questo senza ombra di dubbio, loro sono stati bravi, veloci, per cui niente da recriminare insomma, sul risultato e sulla prestazione. L'importante è venire a divertirci, di conseguenza per noi questo è il nostro motto. Quindi anche come hanno detto prima si può parlare di un caso oggi, anche dettato dalle numerose assenze. Sì, questo fa parte del gioco, noi purtroppo siamo numericamente, vedo sempre i nostri avversari che sono tanti, anche giovani, per cui di conseguenza paghiamo questo scotto. Insomma. Grazie mille. Niente.